Parliamo di alcune problematiche che ci sono qui a Portogruaro con Riccardo Rodriguez, consigliere comunale della lista Portogruaro più. Passiamo invece ad un altro argomento che sicuramente interesserà i nostri concittadini, ossia le modifiche alla viabilità nel centro storico. Con l'introduzione della famigerata ZTL in Corso Martiri della Libertà, per il momento sono le ore serali, l'amministrazione comunale cosa ha fatto? Ha fatto dei cambiamenti per quanto riguarda i sensi di marcia in via Garibaldi, in via Seminario e in Borgo San Nicolò, ad esempio, ha eliminato il doppio senso di circolazione trasformandolo in senso unico. Qui poi ha aggiunto anche una fila di parcheggi che prima non c'erano, per cui la strada è diventata molto stretta ed insidiosa. Tuttavia si vedono molti ciclisti andare contromano qui, perché giustamente c'è gente che abita da quelle parti, no? Per non parlare poi del fattaccio, diciamo, cioè del fatto che persino il sindaco qualche tempo fa è stato visto andare con la sua auto blu contromano lungo Viale Garibaldi, poi in Borgo San Nicolò. Perché al giovedì c'è un problema di chi vuole uscire con l'auto dal centro storico. L'unica via adesso è via Padre Bernardino, però quando ci sono le bancarelle per stessa missione del sindaco non si può uscire perché occupano la strada, diciamo. E volevo chiederti, si può andare avanti così la viabilità di Portogruaro? Mi sembra che invece che migliorare qua si sta andando indietro. Pone una questione importante e centrale in questo momento per Portogruaro. Primo perché effettivamente siamo nel caos più totale con la viabilità, ma credo che in tutti gli anni di amministrazione neri, nefasti, poco civili da parte della giunta Bertoncello, che ha sempre imposto i provvedimenti, questo sia proprio il passare, oltrepassare la cosiddetta misura delle cose, non solo perché si è aggravata la viabilità, ma perché per aiutare i gestori dell'albergo Spessotto, perché è giusto dirlo, il tutto è nato dalla cosiddetta variante Spessotto, perché l'albergo Spessotto da anni richiedeva la possibilità che i pullman potessero arrivare di fronte all'hotel. Per l'interesse di uno o di due persone, Bertoncello cosa ha fatto? Si è inventato questa ZTL come debito politico nei confronti dell'assessore all'ambiente, con delega all'ambiente Ivo Simonella, e quindi ha pagato questo debito, e in più ha accontentato un altro debito elettorale i signori dell'hotel Spessotto. Io non ho paura, non ho problemi a dichiarare queste cose, perché sono cose che purtroppo stanno portando le conseguenze che si vedono, e soprattutto la strettoia, l'imbuto, come tu hai detto in premessa, su via San Nicolò, dove si è tolto il doppio senso e si è andato ad aggravare ulteriormente aggiungendo dei parcheggi, perché effettivamente non sanno più dove, perché purtroppo la gente non sa più dove parcheggiare, anche se Bertoncello, difendendosi in un consiglio comunale, ha detto che i parcheggi comunque ci sono. Allora, se i parcheggi c'erano, perché fare un parcheggio che restringe ulteriormente la careggiata su via San Nicolò, che lì crea disagi, e sicuramente ci scapperà qualche grosso incidente, perché prima o dopo capiterà, e allora purtroppo, come sempre, quando capiterà il fattaccio, il sindaco dovrà tornare sui propri passi. Per intanto però, questa è una mia denuncia e lo dico con forte dispiacere, i commercianti si sono dimostrati arrendevoli, perché hanno ceduto alle promesse del sindaco, che in effetti non ha fatto altro che da buon incantatore di serpenti, scusa il gioco di parole, incantarli, e facendogli credere che avrebbe messo a disposizione dei commercianti della pubblicità, del marketing, ma alla fine cosa è successo? Che tutti a Portogruaro sono scontenti, i commercianti si lamentano, e ciliegina sulla torta, hanno messo anche le telecamere, come tu hai detto già nel tuo sito qualche giorno fa, a mo' di grande fratello, insomma. Quindi non è uno strumento preventivo, ma è uno strumento repressivo.